20 di settembre e nel 2014 sono andata a Monserrato fin da bambina giocavo con i miei pupazzi, cantavo e mi ha fatto raggiungere questo obiettivo che so cantare benissimo. E visto che so cantare benissimo, so che il cantare è molto bello, la musica. Mi piace, amo i supereroi, gli Avengers, vorrei tanto andare a un campus dove ci sono gli Avengers. Naturalmente voglio andare da Spider-Man. Prima vivevo in una città dove, non in Sardegna, qui, in un'altra che si chiama Vimercate. C'era la mia amica che si chiama Giada che era all'asilo con me, però ci siamo trasferiti in Sardegna e ci siamo lasciate praticamente. Adesso non la sento più non lo so, da 4 anni, 5. Sono cresciuta piano piano, adesso fin da un anno, adesso ho 8 anni e il prossimo settembre, il 22, ne compierò 9. Sto imparando anche a usare la bici, a imparare un pochino ad andare in 2 rotelle. La mia vita è come tutti, ho tante amiche, ho tanti amici, ho delle amiche bellissime. Adesso siamo qui a scuola lavoro che stiamo facendo qualche cosa e ci siamo riunite qua per sapere la storia sarda. Scuola lavoro praticamente è una scuola dove studiamo praticamente la storia sarda, l'ho detto prima. Scuola lavoro non è solo una scuola, è una storia dove impariamo tante cose e le persone vogliono fare quella cosa perché forse gli interessa. Tipo la mia amica racconta a scuola come è andata a scuola lavoro, non questa scuola lavoro, scuola. Ho un rapporto con le persone bellissimo, ho parlato a 20 persone, 100 persone e basta. Le persone che conoscevo dall'altra scuola lavoro l'anno scorso c'erano tanti bambini, adesso c'è Federico, c'è Gabri, un altro Gabri. E ci sono tante persone nuove, Franci e un'altra amica di Francesca che adesso non c'è. E praticamente qui a scuola lavoro studiamo la storia sarda e ci divertiamo, balliamo, ci aiutiamo a vicenda e facciamo anche la merenda. Qui da Cateri in più, da scuola lavoro, si può mangiare, si può fare tutto. Niente è possibile nella vita.